Salve e benvenuti al quarto episodio di un video al giorno finché non finisce la quarantena. Oggi vorrei parlare di un problema che vedo che tante persone hanno mentre sono in quarantena. Perché in questo periodo vi viene il matto di tagliarvi tutti i capelli? Cioè, vabbè, dare una spuntatina ne avrei bisogno anch'io perché ho le punte secche, però prendere e tagliare col rasoio elettrico? Cioè, cosa state cercando di fare? Di imitare Britney Spears agli inizi degli anni 2000 quando ebbe un crollo nervoso? Cioè, perché? Lasciate stare i vostri capelli, ragazzi. Se non siete tanto abituati a stare in casa, cioè, ci sta. Però veramente dovete trovare qualcosa da fare perché non potete impazzire così. Cioè, non durerà per sempre, prima o poi dovrà finire. L'importante è che stiate a casa. Ok, non sembrava un camion dell'esercito, infatti ho preso paura. Sì, ecco, dovete trovarvi qualcosa da fare, ma sul serio. Avete dei libri, anche se non vi interessano, se sono dei romanzi, leggeteli perché vi distraggono. No. Se ad esempio non sapete cucinare un determinato piatto o non sapete cucinare in generale, metto sempre le mani avanti, chiedete che vi insegnino. Tanto il tempo e la pazienza per imparare a farlo ci sono. Quindi fatelo. Ad esempio, non so, imparate tipo a cucire, indipendentemente che siate uomini e donne, sto parlando. Imparate a giocare a carte, i miei sono di là che stanno giocando a poker. Io non sapevo sapessero farlo, cioè 20 anni e non lo sapevo. Giocate a briscola, giocate con la Play, con la Xbox, con la Switch. Cioè dovete distrarvi, oppure fate le parole crociate, la settimana enigmistica. Disegnate, dipingete, colorate, qualsiasi cosa. Io faccio video, quindi a parte che dopo, ecco, fate anche workout. Ci sono tonnellate, veramente, tonnellate di canali che portano questo tipo di contenuti. Quindi se veramente non riuscite a passarla via, provate a dormire. Avete problemi con il sonno, non riuscite più a recuperare? Dormite, una tazza di camomilla e via. E se proprio la camomilla non vi fa effetto, boh. Oppure, non lo so, dedicatevi a voi stessi, fatevi delle maschere, sia ai capelli che al viso, che a altre parti del corpo che diciamo ne hanno bisogno. Esistono maschere ormai per quasi tutto, ho visto l'ultima volta che sono andata da Sephora, quindi e potete anche farle in casa, voglio dire, non c'è bisogno per forza di comprarle in internet, anche perché adesso non spediscono più i beni non essenziali, quindi cioè ve li spediscono a fine quarantena o a fine della disposizione, perché giusto, ieri sera come regalo di compleanno hanno prolungato la quarantena, sì, e adesso mi dovrete sopportare altri 11 giorni, altri 11 giorni. E io vorrei arrivare alla fine di questa quarantena, dopo aver fatto ovviamente un video al giorno, di avere almeno 100 iscritti. Io ci provo, vediamo come va, anche perché adesso sono a 43, il che sono 10 in più rispetto a quando ho iniziato. No, aspetta, 34 avevo quando ho iniziato, quindi sono 9 in più. Il che è una cosa buona.
portare un video al giorno sempre alla stessa ora, speriamo che porti a qualcosa. Se non porta a qualcosa, vabbè, anche l'ho fatto per distrarre me in prima, cioè per prima, e poi anche provare a distrarre voi da tanto anche, cioè voglio dire, cos'è che avete da fare in questa quarantena? Vabbè, magari alcuni di voi avranno le video lezioni, ma non penso tutta la mattina, dalle 8 della mattina alle 8 di sera. Cioè, avrete quei appunto 6 minuti da dedicare a guardare questi video, che poi ovviamente non durano neanche tanto, perché avendo una connessione terribile non posso caricare video troppo pesanti, perché altrimenti mi si annulla automaticamente il caricamento e perdo tutto. Ovviamente poi vi metto i link delle persone che mi hanno mandato i meme qua sotto, così potete raggiungerle nei social. E, e niente, sembrano veramente camion dell'esercito, però vabbè. Boh. E niente. Ci vediamo domani.